Eccoci con Mister Auso e andando sulla partita, un'altra sconfitta di misura, un primo tempo che stava per finire ed era un 0-0 tutto sommato, espressione di quello che era il gioco nel campo, poi questo gol ci ha un po' tagliato le gambe. Ma diciamo che oggi noi abbiamo giocato con quella che secondo me è la squadra forse più attrezzata del campionato, però onestamente secondo me abbiamo giocato alla pari. Poi il gol dell'1-0 loro è scaturito da una lettura sbagliata su un cambio di gioco e hanno fatto 1-0, però io ho visto la squadra che comunque non si è demotivata, è sempre rimasta in partita, abbiamo potuto anche pareggiare la partita, non ce l'abbiamo fatta, però lo spirito che ho visto della squadra, soprattutto anche nel secondo tempo, a me è piaciuto. Sì, loro hanno rischiato due volte il raddoppio, ma anche noi siamo andati vicinissimi due volte al gol. Nel secondo tempo abbiamo visto un Portogallo molto vivace e tonico comunque che ha cercato in tutti i modi il pareggio. Questo per dire che non ci si abbatte, insomma, nonostante la terza sconfitta. No, 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 assolutamente. A prescindere che appunto, ripeto, questo è un campo dove sì, sarà difficile fare punti, però anche perché loro sono, ripeto, secondo me sono la squadra più accreditata per vincere per la vittoria finale. Però a me la squadra è piaciuta, soprattutto l'atteggiamento oggi a me è piaciuto, non abbiamo mai mollato, ci abbiamo creduto comunque fino alla fine. E io dico che sì, se continuiamo così le vittorie arriveranno presto. Allora chiudiamo proprio agganciandomi a questa sua ultima frase. Le prossime due partite sono in casa e dobbiamo cercare di fare più punti possibile. Sì, beh, certo, noi dobbiamo, ovviamente, ogni domenica noi giochiamo per vincere. Domenica sarà il Lovis Presiano e ovviamente ci prepareremo per cercare di portare a casa i 3 punti. Non sarà Grazie, facile, ma ci proveremo. l'obiettivo è quello, certo. Grazie mister.